Sono Luciano Cauli, faccio parte dello staff che organizza l'11ª edizione di Passaggi d'autore Intrici Mediterranei. Allora, quest'anno siamo oggi alla terza giornata, inizieremo quindi con la sezione Intrici Mediterranei. E le giornate precedenti hanno visto l'evento di partenza. Abbiamo dedicato una serata al cinema muto. Grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna abbiamo proposto una serie di cortometraggi dei primi anni del Novecento che sono stati musicati dal vivo da Andrea Granizio, Emanuele Contis e Guido Sodo. È stata una serata molto interessante, una commistione di musica e immagini che ci ha ricordato praticamente il cinema delle origini. Abbiamo visto che la gente ha gradito parecchio questo evento e questo ci ha davvero gratificato, insomma. La seconda serata invece era dedicata alla Bosnia-Herzegovina. Anche questo l'abbiamo voluto fare per ricordare i 25 anni i 20 anni dalla fine della guerra e vedere un po' come il cinema di questo paese rispecchia effettivamente quello che è successo in quegli anni e quello che è successo dopo. A tal proposito abbiamo previsto anche un approfondimento sul tema, quindi sulla Bosnia-Herzegovina, che si svolgerà stasera, con una proiezione ancora di qualche cortometraggio e poi soprattutto un incontro con dei registi bosniaci che sono Ado Asanovic e Zrdan Vuletic, autore anche del film Troskok che abbiamo proiettato ieri. Insieme a loro ci sarà Daniele Onori, che è un conoscitore, insomma, della situazione bosniaca. Lui ha lavorato all'ambasciata italiana a Sarajevo come operatore culturale e quindi lui ci parlerà, insomma, ci farà scoprire, ci farà capire cosa sta succedendo adesso in Bosnia. Quindi sarà una cosa molto interessante da vedere, quindi invito tutti a partecipare ovviamente. Sono Ado Hasanovic, sono regista. Sono qua a Sant'Antioco per la terza volta, sto facendo un workshop come si fa un film con i ragazzi del liceo Lussu, direzione artistico. E, appena ieri abbiamo finito con le riprese, adesso si fa montaggio e domani ultimo giorno del festival si mostra questo cortometraggio che i ragazzi hanno fatto in questi 4 giorni. E questa idea è nata un anno fa quando ho partecipato per il festival del cinema a Sant'Antioco nel Passaggi d'autori. Sono insieme con organizzatori, abbiamo parlato sulla idea se è possibile di organizzare un workshop e sono veramente molto soddisfatto e contento che siamo riusciti a trovare i modi di creare un workshop che secondo me è diventato dall'inizio fino ad oggi in un livello veramente alto, dove ragazzi che sono partecipato per questo workshop, sono contento che ragazzi hanno avuto possibilità di passare tutti i riparti della cinema dall'inizio fino alla fine come si fa un film. Me llamo David Muñoz, soy director del cortometraje El juego del escondite. Habitualmente mi trabajo siempre trata de temas políticos, de temas sociales fuera de España, en otros países. Hago un viaje que me permite, pues, a través del cine conocer con mis propios ojos, con mi cámara, pues, un tema que me interesa. En este caso, El juego del escondite es un cortometraje que está grabado en Líbano, en un campamento de refugiados sirio. Se trata de un grupo de rodaje español que se adentra dentro del Valle de Bekaa, en Líbano, en búsqueda de una historia en un campo de refugiados sirio que podría ser uno u otro. Y
con esta idea del escondite. Los niños juegan al escondite, los refugiados sirios se esconden de la guerra y los cineastas nos escondemos detrás de las cámaras. Precisamente este cortometraje trata de este diálogo, esta relación que existe entre el cineasta y en este caso los refugiados, y de alguna manera trata el conflicto también, todo el conflicto y cuál es la relación que existe entre nosotros, los europeos, y los refugiados sirios. Buongiorno a tutti, allora io sono Pasquale Ruiu e sono fondamentalmente un fumettista, come qualcuno sa, qualcun altro no, però da ormai 30 anni, più di 30 anni, ho diciamo, questa passione per il cinema. Io che normalmente lavoro sull'avventura, sul noir, sull'horror, sulla fantascienza, non avevo mai affrontato un tema erotico e ci siamo posti una specie di, come dire, di diktat. Proviamo a fare dei film erotici brevi, cortometraggi, un film a episodi lungo fatto di tanti episodi brevi, però un po' ispirandoci a 40 gradi all'ombra del lenzuolo, che era un vecchio film con Sordi. E quindi facendo dei film erotici o di tema erotico, però senza scene di nudo, senza scene di sesso. Quindi soltanto lavorando sugli attori, sul linguaggio, sulla situazione, a tema di commedia, perché fondamentalmente adesso è una cosa spiritosa dove ci si prendeva un po' in giro, e provando a dire anche qualcos'altro all'interno del genere. Il noir per esempio, è un genere attraverso cui si possono dire tante cose, si possono fare delle denunce, si possono introdurre all'interno di una storia che magari resta una storia accattivante, si possono introdurre argomenti o temi o cose altre. E allo stesso modo ho provato a fare con questo piccolo film erotico teatrale che mi hanno fatto con appunto attori amici veramente in 2 giorni, e in una situazione abbastanza tosta perché come il film è adatto ovviamente a un pubblico adulto pur essendo, non essendoci appunto come abbiamo detto scene particolarmente evidenti. E c'era delle scene molto forti, molto difficili, però devo dire che Cristina Olga Manca, che è la mia protagonista, con Diego Casale, che è un attore, l'attore dei Mammut, quindi attore, cabarettista, speaker e quant'altro, molto paterno, molto simpatico, tanto quanto sembra cattivissimo invece nel film, si è lavorato veramente bene. E questo progetto appunto tenevo a portarlo in giro, infatti ha fatto sui bei passaggi, è passato a Cannes allo Short Film Festival, è passato all'Independent Film Festival di New York, adesso è impredicato per passare ad altri festival ed è qui in questo bellissimo festival in riva al mare in Sardegna, che è la mia terra, e non vedo l'ora di vederlo, insomma vedere anche un po' che cosa ne dirà il pubblico.